troviamo dentro la porta Santi 40 nella sala d'armi, sotto tutta una travatura del 500, dove ho esposto dei presepi scolpiti nel legno e scolpiti nella pietra. Sono 15, quelli in legno scavati nei ceppi e certi in legno proprio ritagliati, fatto i travetti, fatto tutto quello che è da fare in legno. Quelli in pietra invece sono tutte pietre vive tagliate col tronchese, tipo fare le pietrine dei mosaici. Poi vengono incollate con la malta una per una. Ognuno di questi presepi è legato alla storia dei nostri territori. Per esempio sto ceppo qua è raccolto nel laghetto di Refrontolo del Mulinetto della Croda quella notte che ci sono stati i morti per la tracimmazione delle acque. Il secondo è fatta una baita tutta in legno con i travetti proprio come fosse in montagna. E il terzo è proprio il Mulinetto della Croda. Dopo abbiamo le case del Basso Trevigiano, anche quelle tutte in pietra. Altri tronchi in legno ne abbiamo là dei piccolini di fantasia, ce ne sono 2. Il tronco di caco, quello in mezzo, che quello è il pezzo più vecchio che ho, che è legato al mio cuore quello. Anche perché mi ha rovinato un sacco di scalpelli, perché è vecchio e duro. Faccio gli auguri e ringrazio il nostro presidente del Borgo Cavour con tutti i nostri cittadini, gli ospiti che sono venuti a trovarmi e quelli che verranno e quelli che mi guardano in televisione. Buon Natale!